Professor Casula, recentemente lei ha scritto un post molto bello, molto appassionato sui fatti della Catalogna, paragonando l'azione manu militari del governo spagnolo a un comportamento fascista, franchista. Secondo lei l'atteggiamento dei catalani, la passione che stanno dimostrando in questi giorni per il referendum mancato, è qualcosa che potrebbe accadere anche in Sardegna? E se no, lei come pensa che si possa costruire per noi sardi un sentimento di appartenenza così forte da far addirittura tremare il governo centrale? Anche noi possiamo costruire un processo e un progetto di indipendenza, come lo possono costruire tutti i popoli e le nazioni senza Stato, incorporati coattivamente dagli stati oppressori. Barcellona e la Catalogna sono partiti da molto tempo e hanno costruito la loro indipendenza sull'economia, ma anche sulla cultura e sulla lingua. Noi da questo punto di vista siamo molto indietro, per cui dobbiamo aspettarci una reazione di repressione da parte dello Stato centrale, perché tendono gli Stati centrali a difendere i loro privilegi e i loro interessi. Però dobbiamo cercare di convincere la gente, intanto ad essere indipendentista, ma anche senza arrivare a una scelta politica di questo genere, convincere la gente a difendere i propri diritti, perché oggi in Catalogna non c'è tanto in gioco l'indipendenza, ma un diritto civile e politico di potersi esprimere sull'indipendenza. E questo atteggiamento dello Stato spagnolo, del primo ministro, della Corte Costituzionale è aberrante, perché dire che c'è una legge che lo prevede la Costituzione, bisogna spiegare com'è che ci può essere una legge che vieta ai cittadini di potersi esprimere in democrazia rispetto a un'opzione. Chi è indipendentista voterà sì, chi non è indipendentista voterà no, ma impedire di votare attraverso arresti indiscriminati, sequestro di 10 milioni di schede elettorali è una cosa inammissibile e tutti i cittadini, al di là delle loro posizioni politiche, dovrebbero condannarlo.